dal momento in cui noi gestiamo la foresta al momento in cui poi andremo a trasformare il materiale e a venderlo. La certificazione si basa su 10 principi che sono validi a livello internazionale, che vanno a toccare degli aspetti non solamente ambientali, ma anche sociali ed economici. A livello nazionale in Italia abbiamo l'ufficio di FSC Italia, che è con sede a Padova, che ha sviluppato a partire da quei 10 principi che mostravo prima, validi a livello internazionale, ha sviluppato uno standard applicabile al contesto italiano. E poi ogni nazione che andrà a sviluppare uno standard ovviamente lo svilupperà a seconda del proprio contesto forestale. In Italia lo standard è stato pubblicato nel 2018 e adesso è in fase di revisione, quindi l'anno prossimo probabilmente avremo uno standard che sarà aggiornato rispetto a questo attuale. Lo potete trovare, qua ci sono i link, ma poi possiamo inviarveli, lo potete trovare nel database di FSC, scusate, nel sito di FSC Italia, così come potete trovare una guida che aiuta a interpretare lo standard, che è sicuramente molto più semplice che non andare a leggersi lo standard completo. Per chi fosse nuovo alla certificazione, lo schema aiuta un po' a capire come funziona la certificazione FSC. Quindi abbiamo lo standard che viene creato da FSC Italia, che in questo caso è l'ente normatore. Il gestore forestale che vuole certificare la propria foresta deve quindi rispettare queste regole del gioco. A sua volta il gestore forestale sarà diciamo sottoposto a, si chiama audit, quindi a un controllo da parte di un ente di certificazione accreditato a controllare se effettivamente questo gestore sta rispettando lo standard. Quindi non è l'ente normatore, non è FSC Italia che verrà a controllare se voi rispettate lo standard, ma sarà un ente terzo. Quindi ecco perché la certificazione FSC si dice essere di tipo terzo. A sua volta, per garantire maggior controllo e trasparenza, l'ente di certificazione viene controllato da un altro ente che viene chiamato ente di accreditamento. In questo caso l'ente è ASI. Quindi, come vedete, è un sistema di controllo su più livelli. Qui vi ho ripetuto un attimo quello che ho detto perché poi le slide ve le lasciamo. La certificazione può essere di due tipi. Può essere individuale, quindi io, singolo proprietario, decido di certificare la mia foresta, quindi individualmente mi arrangio a certificarla, chiamare l'ente di certificazione e avere un audit annuale. È stato poi creato diciamo, una seconda tipologia di certificazione che è quella di gruppo, quella di cui parleremo oggi, che vuole essere uno strumento per aiutare in particolare i piccoli proprietari ad accedere alla certificazione. Quindi la certificazione di gruppo abbatte quelli che possono essere i costi invece di una certificazione individuale. Ok, scusate, non andava più avanti. Quindi come succede con la tipologia del gruppo di certificazione? Abbiamo diversi proprietari forestali che chiedono di entrare all'interno di un gruppo di certificazione.
Per entrare all'interno del gruppo di certificazione ovviamente bisognerà rispettare le regole del gruppo, così come rispettare anche lo standard FSC. Nel momento in cui il gestore chiede di entrare nel gruppo di certificazione, il gestore del gruppo, che in questo caso sarà Etifor, supporterà il gestore a capire quali sono, diciamo, i requisiti dello standard e come allinearsi, e dopodiché svolgerà un audit che viene chiamato audit di ingresso. Una volta che verrà superato l'audit d'ingresso, quindi il gestore sarà parte del gruppo, ma a sua volta il gestore del gruppo poi sarà sottoposto ad audit da parte dell'ente di certificazione, che quindi farà un audit a livello di gruppo. Quindi, ritornando allo schema di prima, si vede che qui tra il proprietario, tra il gestore del bosco che vuole certificarsi, entra in gioco il gruppo, in questo caso il gruppo Foreste Sostenibili di Etifor, che si interfaccerà direttamente con l'ente di certificazione. Quindi, cercando di chiarire un attimo come funziona il sistema di audit. Quindi il proprietario, il gestore, chiede di entrare in un gruppo di certificazione per certificare il suo bosco. Ci sarà un audit di ingresso svolto dal gestore del gruppo che permetterà al gestore di entrare nel gruppo di certificazione. In seconda fase, poi, una volta che l'audit di ingresso nel gruppo ha avuto, diciamo, esito positivo, il gestore del gruppo comunicherà all'ente di certificazione che ha ammesso dei nuovi membri all'interno. L'ente di certificazione a quel punto verrà ed effettuerà un audit a livello di gruppo per confermare l'estensione. Solamente dopo la conferma del superamento dell'audit, quindi dopo che è stato superato l'audit a livello del gruppo, si potranno considerare effettivamente certificate FSC le foreste. Quindi nel primo step, quello dell'audit di ingresso, una volta che io supero l'audit di ingresso, non posso ancora comunicare di essere certificato FSC. Devo attendere l'audit da parte dell'ente di certificazione. Quindi nel caso della certificazione di gruppo, la responsabilità è sui due livelli. Da una parte c'è la responsabilità del gestore del gruppo di dialogare, di comunicare con l'ente di certificazione che rilascia il certificato. È responsabile di comunicare ai singoli membri, per esempio, che cosa c'è da fare, che cosa manca per allinearsi allo standard, e anche di supportare eventualmente il proprietario nel monitoraggio del proprio bosco. Ma allo stesso tempo il singolo membro deve poi comunque fare la sua parte nel mantenere aggiornato, per esempio, il materiale documentale per la certificazione. Deve compilare i registri, vedremo dopo che ci sono dei vari registri relativamente, per esempio, al monitoraggio o ai vari lavori forestali che vengono effettuati nell'area certificata. Il secondo strumento di cui vi parliamo oggi è la categoria SLIMF, di cui voi fate parte. Questo è un secondo strumento che la certificazione FSC ha diciamo, ideato per andare incontro e aiutare i piccoli proprietari. Per piccoli proprietari si intendono quei proprietari che hanno una superficie inferiore ai 100 ettari. Nel caso in cui la superficie della vostra foresta superi i 100 ettari, diciamo, bisogna rispettare queste
due clausole che vedete sotto. Quindi la foresta deve essere a bassa intensità di gestione. Una foresta che ha una funzione prettamente conservativa rispetterà sicuramente questi criteri. Quindi come vedete il tasso di taglio deve essere inferiore al 20% dell'incremento medio annuale della mia area, della mia foresta, e il taglio annuale deve essere inferiore ai 5.000 metri cubi su tutta l'area forestale produttiva. Oppure il taglio annuale medio dell'intera area è inferiore ai 5.000 durante il periodo di validità del certificato, quindi 5 anni, perché il certificato ha una validità di 5 anni. Qui vi proponiamo un esempio, quindi se ho 200 ettari di foresta e il mio incremento medio anno è uguale a 10 metri cubi ettaro all'anno, per essere SLIMF, quindi appartenere a questa categoria, posso tagliare fino a 2 metri cubi ettaro all'anno. E le slide poi ve le lasciamo così potete rivederle. In ogni caso, chi avesse foreste inferiori, di superficie inferiore ai 100 ettari non si deve preoccupare. Chi invece ha un'area forestale che supera i 100 ettari deve cercare di capire se resta all'interno di questi parametri. Ok, io mi fermo un attimo se ci sono domande, se no poi posso passare alla seconda parte relativa al gruppo. Non vedo mani alzate. Ah sì, una sì, due. Allora, Benedetto R. Sì, ciao Elena, Fabrizio. Ciao Salve a Benedetto. tutti. Ciao. Sì, dunque mi chiedevo quanto tempo trascorre tra l'audit di ingresso e Sì? l'audit da parte dell'ente certificatore, più o meno. Beh, guarda, allora, per esempio nel tuo caso, no, faremo l'audit d'ingresso a marzo Ok? e l'audit da parte dell'ente di certificazione a fine maggio, quindi Ok. un paio di mesi, poco più. Sì, Ok, quindi posso comunicare a partire da giugno, diciamo. Sì, esatto. A fine maggio ci sarà l'audit. Adesso infatti riportavo anche le tempistiche. E poi appena noi riceviamo il report di audit, che in realtà viene pubblicato online nel database di FSC internazionale, si potrà comunicare di essere certificati. Ovviamente anche la comunicazione passa attraverso una sorta di audit, di controllo, quindi prima di fare la comunicazione bisogna un attimo vedere, sì, studiarla insieme. Ok, grazie. Niente. Sì. Ciao Elena. Ciao Volevo Simonetta. volevo chiederti, per quanto riguarda invece la superficie delle foreste, si intende per singola foresta rispettare questi parametri sotto i 100 ettari? Ad esempio noi che ne abbiamo 3, diciamo, di foreste, Bosco Nordio ne ha 113, mentre il Bosco della Donzella ne ha 80, quindi Bosco della Donzella rispetto ai parametri del 100, mentre Bosco Nordio, quello dei 200. Sì, Okay. sulla Valle singola Vecchia, altra foresta. cosa ancora. Ok, Sì, sulla sì, singola sulla foresta, singola quindi foresta. non la somma delle foreste, No, no, singola la foresta. singola foresta. Sì, 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 Ok, sì. ok, grazie. Niente. Ok, allora se non ci sono Non ne altre vedo domande, altre, quindi puoi procedo. procedere, credo. Ok. Allora, per chi diciamo era già all'interno del gruppo di certificazione che si chiama Valplus, scusate, ho avuto un lapsus. Posso Sì? fare una domanda? Sì? Ma voi avete valutato come sia sostenibile l'intervento dal punto di vista economico con un taglio inferiore al 20% dell'incremento?
E lo avrà fatto chi ha fatto le regole. Ho capito. Non le abbiamo fatte noi le regole, mi dispiace. Va bene. Ok, chi era? Ci sono altre domande? Ok. Allora, chi era parte del gruppo Valplus ha visto che l'anno scorso ci sono stati dei cambiamenti. Il gruppo ha deciso, diciamo, di concentrarsi solamente nell'area del Trentino Alto Adige e così Etifor ha piano piano intrapreso il percorso per aprire il gruppo di certificazione. Sono state poi escluse parecchie appunto delle vostre aree dal gruppo Valplus e piano piano adesso stiamo cercando di includerle nel nuovo gruppo di certificazione. Allora, le persone che ci sono all'interno del gruppo, allora non sono solo io, ma ci sono anche Alex, Fabrizio e Elisa, soprattutto per la parte della Lombardia, e invece Maria e Wesley che lavorano sulla parte dei servizi ecosistemici. Quindi per tutti coloro che poi sono interessati alla parte dei servizi ecosistemici, sapete che avrete a che fare principalmente con Maria e Wesley. Il gruppo quindi è stato ufficialmente aperto con l'audit di novembre 2022, è stato aperto con inizialmente 5 membri, che sono quelli che vedete nel certificato. Il certificato poi verrà con l'audit di maggio, poi esteso anche a tutti i membri che entreranno. Allora, le modalità di ingresso. Per far parte del gruppo è obbligatorio partecipare a delle sessioni formative come questa. Questo perché durante l'audit ci sarà sì Etifor a presenziare con l'auditor, ma ci dovrà essere anche il gestore della foresta e quindi potrebbe, insomma, potrebbe dover rispondere, ecco, a alcune domande da parte dell'auditor. Se dopo questa sessione formativa siete interessati quindi a entrare nel gruppo di certificazione, organizziamo con ciascun membro un audit di ingresso nel gruppo. Il requisito principale è quello di soddisfare lo standard per la gestione forestale, però su questo vi si accompagnerà man mano. Per quanto riguarda i periodi di ingresso del 2023 e 2024, i periodi di estensione che sono stati pensati sono questi. Intanto è stata fissata l'ultima settimana di maggio e la seconda estensione invece per il 2023 verrà verso l'autunno. E lo stesso per il 2024, quindi vuol dire che qualora non si dovesse riuscire a certificarsi adesso per maggio 2023, sapete che poi c'è una seconda opzione anche nell'autunno del 2023. Quindi chi vorrà certificarsi entro maggio dovranno aver sostenuto e superato l'audit d'ingresso da qui, quindi li organizzeremo da marzo a metà maggio. Per chi poi è interessato alla parte dei servizi ecosistemici, bisogna fare attenzione che la parte dei servizi ecosistemici, quindi i vari documenti e i calcoli, devono essere consegnati all'ente di certificazione un mese prima dell'audit. In questo caso devono essere consegnati l'ultima settimana di aprile. Poi vi chiederò di scrivere, ma successivamente in chat, chi è interessato ad avere la verifica dei servizi ecosistemici per la propria area, in modo tale che vi contatteremo e vi invieremo un questionario per cercare di raccogliere tutti i dati e le informazioni che ci servono per fare poi il calcolo dei servizi ecosistemici.
A livello invece di gestione del materiale per quanto riguarda la certificazione, avremo una cartella condivisa. Avremo nel senso che ciascuno di voi avrà una cartella che sarà condivisa con il gestore del gruppo, quindi con Etifor, e la cartella sarà suddivisa poi in altre sottocartelle. La struttura sarà uguale per tutti, proprio perché poi in fase di audit è più semplice muoversi, è più semplice dimostrare le evidenze all'auditor. E poi questo è uno strumento che ci permette, insomma, di verificare entrambi e contemporaneamente il materiale mancante, la documentazione, per esempio mancante prima di un audit. Non entro troppo nello specifico, però poi vedrete che troverete il dettaglio di cosa inserire all'interno di ogni cartella. Quindi giusto un esempio, nella cartella personale formazione sarà importante salvare tutta la parte relativa, per esempio, ai corsi di sicurezza, la consegna, i verbali di consegna dei dispositivi di protezione, i patentini. Questi sono alcuni esempi. Ok, e un'ultima cosa, abbiamo diciamo, creato una pagina web del gruppo di Etifor. Se Fabrizio mi fai gentilmente la cortesia di scriverla in chat, così tutti potete avere accesso. Grazie. L'indirizzo per qualsiasi comunicazione relativamente ai boschi certificati è foreste.sostenibili@etifor.com, e all'interno della pagina poi trovate tutta una serie di documenti, di informazioni relativi alla gestione del gruppo. Ok. Se ci sono domande relativamente alla struttura del gruppo di Etifor, se no possiamo passare alla terza parte. Non vedo mani alzate, aspettiamo magari un secondo. Ok. No, o li hai storditi o sei stata esauriente. Spero la seconda. Ok, allora la terza parte, nella terza parte vado più nel dettaglio di ogni principio, dei 10 principi FSC. Quindi alla fine magari facciamo anche una breve pausa. Allora, ho cercato di riassumere diciamo, brevemente quello che serve per dimostrare che si sta rispettando il principio richiesto. Ovviamente questi sono degli esempi, e poi per ogni situazione si costruisce insieme, ecco, l'evidenza. Allora, per quanto riguarda il principio 1, è quello che chiede ovviamente il rispetto delle leggi, e alcuni dei documenti che l'auditor ci chiederà di verificare saranno l'atto di proprietà, il contratto di affitto, la pianificazione della gestione, permessi di taglio. Questi sono tutti esempi di evidenze per quanto riguarda il principio numero 1. Per quanto riguarda invece il principio 2, che si rivolge ai diritti dei lavoratori e alle condizioni di lavoro, l'auditor può verificare che gli operatori abbiano effettivamente il patentino per l'utilizzo dei vari strumenti, che abbiano eseguono i corsi di sicurezza, ed è un qualcosa che viene applicato a tutti i lavoratori
che si trovano a lavorare, diciamo, nell'area certificata, quindi lavoratori che possono essere part-time, stagionali, e così anche ai terzisti. Quindi se io ho il bosco di mia proprietà e chiamo un'impresa boschiva esterna per portare avanti i lavori, devo innanzitutto informare l'azienda che sta operando in un'area certificata, e poi devo anche richiedere, insomma, non servono di tutti, ma serve qualche evidenza dei corsi di sicurezza aggiornati dei dipendenti, e anche devo verificare che utilizzino i dispositivi di protezione. Allora, questo succede quando c'è la visita in campo dell'auditor e ci si trova nel momento in cui l'impresa sta lavorando. Se l'auditor trova qualche lavoratore che non sta utilizzando i dispositivi di protezione, potrebbe giustamente inserire una non conformità. Quindi ecco, quello si richiede di verificarlo. Il principio numero 3 invece non viene applicato in Italia perché riguarda le popolazioni indigene. Il principio 4 invece chiede di individuare quali sono le comunità locali che hanno un interesse nel bosco. All'interno della cartella che poi condivideremo troverete un registro e verrà chiesto di individuare quali sono i principali gruppi, le principali comunità che possono avere un interesse. Il principio 5 invece riguarda i servizi ecosistemici e la parte poi che verrà ampiamente diciamo affrontata se volete verificare la parte del servizio ecosistemico, e soprattutto in questa fase l'auditor chiederà di dimostrare che si sanno effettivamente quantificare i costi della gestione della nostra area. Quindi sarebbe ideale avere una tabella con individuati i vari costi degli interventi che ho programmato nell'area. Il principio 6 invece mi chiede di individuare i valori ambientali, cioè quei valori che possono essere una particolare specie oppure la presenza di una sorgente in quell'area. E tutto quello, insomma, da valorizzare nella mia area. È un qualcosa che possiamo fare insieme, quindi nel momento in cui ci troviamo a redigere il piano della certificazione per la vostra area, andremo insieme a individuare quali sono questi valori ambientali e a distinguerli poi dagli altri valori di conservazione che invece sono, che ricadono nel principio 9. I valori ambientali, ma così come tutte le informazioni sulla nostra area che vengono utilizzate per costruire il piano della certificazione, possono venire estratte da quelle che lo standard chiama migliori informazioni disponibili. Quindi possono essere pubblicazioni, articoli, tesi, piani di gestione, quindi tutto quello dal quale noi possiamo ricavare informazioni fa parte delle migliori informazioni disponibili che l'auditor poi può richiederci durante l'audit. Il principio 7 riguarda invece il piano della gestione della certificazione, quindi viene costruito insieme prima dell'audit di ingresso e si raccolgono tutta una serie di informazioni di carattere ambientale, ma anche sociale, economico, relativamente al nostro bosco. Ma è un qualcosa che facciamo insieme.
Ok, questo è diciamo, come può apparire il piano della certificazione che verrà compilato. Il principio 8 invece fa riferimento al monitoraggio, quindi sarà importante individuare un responsabile per il monitoraggio, che può essere il proprietario, può essere il gestore, insomma, basta che ci sia un responsabile che controlli periodicamente le attività di gestione che vengono portate avanti. Quindi verranno individuati degli indicatori chiave per ciascun'area, quindi cambieranno a seconda dei vostri obiettivi e verranno anche questi riportati all'interno nel piano di gestione della certificazione. Avevo anticipato prima degli alti valori di conservazione, quindi tutti quegli elementi anche culturali, per esempio siti archeologici, siti di rilevanza storica, che devono essere segnalati sempre all'interno del piano della certificazione. Anche questo è un lavoro che facciamo insieme. E per ultimo invece il principio 10 è relativo all'implementazione delle attività di gestione, dove non vengono richieste delle pratiche, diciamo, silvicolturali predefinite, ma incoraggiano per esempio la scelta di specie adatte al sito nel caso di impianto, suggerisce di favorire specie native, genotipi locali e insomma è un principio che chiede di fare attenzione a determinati aspetti ma senza aggiungerne di nuovi alla corretta gestione forestale. E qui vi lascio, ecco, altri esempi che l'auditor può richiedere. Ok, quindi riassumendo che cosa vuol dire essere certificati, ma riassumendo veramente in pochissimi punti. Avere un piano della gestione forestale FSC, che è qualcosa che costruiamo insieme. Si deve tenere traccia di quello che viene fatto in foresta, si chiede di individuare le aree che hanno dei valori ambientali o degli alti valori di conservazione per gestirli al meglio e valutare quali possono essere gli impatti negativi nel momento in cui porto avanti dei lavori all'interno del mio bosco. Sarà importante consultare anche portatori di interesse una volta che li ho individuati, tenere ovviamente la documentazione in ordine per l'audit, quindi attraverso il sistema delle cartelle condivise, e molto importante è l'utilizzo poi corretto del logo. Se poi una volta che siamo certificati vogliamo utilizzare il logo FSC su un pannello, sul sito web, bisognerà chiedere autorizzazione sempre tramite il gestore del gruppo all'ente di certificazione. Ed eventualmente comunicare appunto attraverso pannelli informativi in foresta che l'area è certificata. Ecco, quindi una volta ottenuta la certificazione è possibile utilizzare il logo, il marchio, previa autorizzazione da parte dell'ente di certificazione, che potete richiedere tramite Etifor, questo perché anche il logo è soggetto a ad altre regole di utilizzo. Va bene, io ho finito questa parte. Se volete possiamo fare 5 minuti di pausa, se non ci sono domande. Vedo mani alzate. Ok. Ok, vuoi che Fabrizio facciamo 5 minuti, ci ricolleghiamo e... Possiamo anche rimanere collegati dai... C'è una mano alzata. Ecco che è arrivata. Ciao Elena. Sì.
volevo chiederti, sono Ciao Fabrizio. Fabrizio. Ah, ciao, eccoti, adesso ti vedo. Volevo chiederti, in sostanza praticamente viene, tra virgolette, per quanto riguarda il nostro piano economico e quindi l'ambiente pubblico, viene praticamente creato un piano economico similare al nostro, dove viene riportata in sostanza la certificazione. Poi volevo chiedere, la valorizzazione ambientale della zona dove noi certifichiamo in sostanza o dell'ambiente circostante? Di tutto. Dell'area certificata, sì, dell'area certificata. Dopodiché mi riferivo per la pianificazione ed entrata a lavoro nella zona. In sostanza vi riferite ai progetti di taglio che devono Sì, essere redatti poi da un libero professionista o comunque da esatto, in sostanza, sì, e dopodiché vi riferite ai patentini di taglio o equipollenze dove l'operatore in effetti deve avere l'abilitazione all'intervento. esatto. Sì, Ah. sì, che penso che voi siete fortissimi, avrete No, sicuramente beh, tutto, all'interno sì. dell'ente sicuramente, cioè, sono già tutte cose tracciate e si lavora in maniera idonea in sostanza. Non è che qui possono venire a lavorare lavoratori così, magari anche in nero, dico così, cioè Sì, cose sono in effetti fatte come devono essere fatte. E, niente, così era così, tanto per capire ed appurare come si Mi doveva. sì, permetto sì, di aggiungere una cosa, se posso, visto che si parlava di enti, adesso non conosco esattamente la vostra realtà, ma per quanto riguarda gli enti pubblici che fanno degli appalti, ovviamente tutta la documentazione riferita all'appalto, quindi piani operativi di sicurezza, eccetera, assolvono già a questo criterio. E inoltre diceva Elena che i lavoratori devono essere informati di essere all'interno di un bosco certificato e seguire poi tutte le regole base che servono, diciamo, per mantenere la cautela che serve in questi boschi che noi appunto ci impegniamo a gestire al meglio. Abbiamo scritto un breve documento che può essere utilizzato sia da far firmare così, diciamo, come una lettera a chi si occupa di fare al terzista che fa il lavoro, l'impresa boschiva, quello che è, per i privati. Per gli enti pubblici si potrebbe addirittura inserire un articolo all'interno del capitolato speciale d'appalto in modo che proprio nella documentazione di appalto venga prevista anche questo aspetto, in modo che sia, diciamo, perpetuato, cioè ogni volta che io faccio un nuovo appalto ho già il mio schema di capitolato che prevede già questo articolo aggiuntivo e così mi preserva dal problema di dimenticarmene, che magari in velocità tante volte si rischia di perdere di vista la necessità di avere l'evidenza di aver informato la ditta. Ecco, questo potrebbe essere una buona scappatoia. Ufficialmente noi facciamo sempre una consegna, quindi all'atto dell'inizio dei lavori si accompagna la ditta che insomma è abilitata, che deve fare i lavori, si fa quindi una consegna direttamente prima dell'inizio dei lavori. Quindi lì, in quel momento lì, poi si portano in cartaceo quello che noi riteniamo opportuno mettere in cartaceo e quindi delle regole ben definite per l'operazione poi in bosco, insomma. Ecco. Quindi è una consegna, si fa una consegna ufficiale da quel punto di vista lì. E però ulteriormente si potrebbe inserire in un capitolato d'oneri, come dici te, insomma, è chiaro che inserirlo in questo capitolato qua deve sempre passare al vaglio per quanto riguarda l'ente pubblico ad un'approvazione della giunta comunale, insomma, quindi ci sono vari passaggi, ma io penso che facendo già una consegna ufficiale si possono comunque imporre determinate situazioni da lì non ci Certo, insomma. certo, sì, sì, poi voi troverete la strada più facile anche in base al vostro modo di operare, certo. Ok, allora l'ultima parte è un concentrato sui servizi ecosistemici, quindi se qualcuno non fosse interessato può uscire, insomma può lasciare il webinar.
magari ecco, lo scriva in chat. Invece tutti coloro che vorranno avere i servizi ecosistemici verificati devono assolutamente seguire. Allora, procedo. Allora, per chi fosse nuovo all'argomento servizi ecosistemici, i servizi ecosistemici sono, diciamo, tutti quei benefici che l'uomo può trarre dalle foreste. FSC ha sviluppato una procedura per andare in qualche modo a certificare, a verificare gli impatti positivi che la nostra gestione forestale può produrre. Allora, sono 5. Sono stati individuati 5 servizi ecosistemici in questa procedura. Il primo riguarda la conservazione della biodiversità, il secondo il carbonio, il terzo l'acqua, quarto conservazione del suolo e 5 invece i servizi turistico-ricreativi. Quindi questa procedura permette di verificare gli impatti positivi della vostra attività forestale. Allora, la procedura vuole essere uno strumento per dimostrare in modo trasparente e credibile gli impatti delle attività sul mantenimento, la conservazione e il ripristino dei servizi ecosistemici. Vuole essere uno strumento per facilitare l'accesso al mercato dei servizi ecosistemici e permettere poi di comunicare l'impatto positivo che io creo con la mia attività forestale, e uno strumento per migliorare l'accesso ai finanziamenti per le attività di gestione che generano gli impatti verificati. Quando sentite parlare di servizi ecosistemici, di procedura su servizi ecosistemici, sentirete principalmente parlare di attività di gestione, quindi tutte quelle attività che io porto avanti che contribuiscono a dimostrare l'impatto. Sentirete parlare di output, che sono le conseguenze immediate, dirette delle mie attività di gestione. Sentirete parlare di risultato, quindi il risultato a medio termine delle mie attività di gestione, e sentirete ovviamente parlare di impatto e di teoria del cambiamento. La teoria del cambiamento è quella che Maria e Wesley costruiranno per verificare, per dimostrare all'auditor come attraverso la vostra gestione forestale contribuite a dimostrare quel determinato impatto. Nella procedura FSC, quindi, ci sono questi 5 servizi ecosistemici che vengono individuati come SE1, quindi quando sentite parlare di SE1 parliamo sempre di conservazione della biodiversità. Quando sentite parlare invece di SE2 si ha sempre a che fare con il carbonio. Ok, quindi ci sono 5 servizi ecosistemici e poi 21 impatti che noi possiamo dimostrare. Per esempio, se io nella mia area voglio dimostrare l'impatto 1.2, quindi conservazione dei paesaggi forestali intatti, dovrò andare a dimostrare che ho portato avanti delle attività di gestione che hanno portato ad avere quel determinato impatto. È un qualcosa che diciamo costruiscono Maria e Wesley, quindi costruiranno loro questa vostra teoria del cambiamento, un'immagine grafica, eccola qui, ed è per questo che vi chiederanno poi di compilare un questionario che servirà per capire che tipo di informazioni, di dati ci sono sulla vostra foresta, e in base a quelli capire
se siamo già pronti per verificare i servizi ecosistemici sulla vostra area oppure se c'è bisogno di un po' più tempo. Ok, nel caso non ci fossero adesso dati a sufficienza per verificare i servizi ecosistemici con l'audit di maggio, che vuol dire quindi consegnare i documenti all'ente di certificazione a fine aprile, non vi preoccupate, nel senso che potete ottenere prima la certificazione della gestione forestale, che intanto è, diciamo, la base per poi poter verificare i servizi ecosistemici. E in un secondo momento, quindi magari con l'audit dell'autunno di quest'anno oppure della primavera prossima, possiamo poi andare a verificare i servizi ecosistemici nel caso in cui nel frattempo avessimo raccolto maggiore documentazione. Un esempio della teoria del cambiamento. Allora, se io voglio verificare il servizio ecosistemico 1, quindi conservazione della biodiversità, e ho scelto di andare a verificare, a dimostrare, scusate, l'impatto 1.1, che quindi è rinnovazione della copertura forestale naturale, la teoria del cambiamento andrà a individuare le attività di gestione che ho portato avanti. Per esempio, qua ne vengono descritte 3. Prendendo l'attività 2, per esempio, ho aumentato la rinnovazione nelle aree nelle aree boscate lungo i corsi d'acqua. La conseguenza diretta sarà che ho piantato tot ettari con specie autoctone. Il risultato avrà quindi contribuito alla superficie di copertura forestale naturale che mi porterà a dimostrare l'impatto 1.1, quindi la rinnovazione della copertura forestale naturale. Allora, non costruirete, non spaventatevi, non dovete costruire voi la teoria del cambiamento, ma questo è per mostrarvi che la tipologia di informazioni di dati che verranno richieste servono per costruire questo sistema, e quindi deve essere un sistema credibile, basato su dati quantitativi. Questo è un altro esempio, in questo caso abbiamo l'impatto 3.2, quindi si sta parlando del servizio ecosistemico 3, che riguarda la regolazione idrica. Il 3.2 è l'impatto che dice il miglioramento della qualità dell'acqua. Quindi l'attività che posso aver portato avanti, la costruzione per esempio di recinzioni naturali per evitare che il bestiame entri nel fiume. L'output sono quindi la diretta conseguenza di questa attività, tot metri di recinzione costruita. Sono riuscito così a prevenire dall'inquinamento derivante dal bestiame e l'impatto che ho dimostrato è che ho migliorato la qualità dell'acqua. I dati che vi verranno richiesti per costruire la teoria del cambiamento sono dati relativamente alle attività gestionali passate, presenti, che avete pianificato per il futuro, e devono essere attività correlate all'impatto che si è scelto di mostrare. Allora, in base alle attività gestionali che voi ci descriverete, che ci direte che avete portato avanti nella vostra foresta, Maria e Wes andranno a capire quale impatto sarà possibile dimostrare. Serviranno dati quantitativi che derivano dalle attività di gestione, quindi quante specie piantate, quante specie invasive ho rimosso, gli ettari di riforestazione. Ecco, queste sono la tipologia di informazioni che sono fondamentali per costruire la teoria del cambiamento, e serviranno ovviamente le evidenze a supporto delle informazioni dei dati che ci fornirete.
come possono essere report, relazioni, le fatture di acquisto delle piantine, nel caso del servizio ecosistemico numero 5, quindi quello relativo ai servizi turistico-ricreativi, potrebbe essere importante avere un sistema per contare i visitatori che visitano la mia foresta. E poi se avete gli shapefile, la mappa GIS della vostra area, sarebbe molto importante. Una volta che l'area è certificata innanzitutto per la gestione forestale e poi ha anche i servizi ecosistemici verificati, sottolineo che in un'area può esserci anche solo un servizio ecosistemico verificato, oppure 2, oppure 3, cioè non c'è bisogno che siano verificati tutti e 5. Si verifica solamente quello per i quali o quelli per i quali si hanno le informazioni. Quindi una volta che io ho verificato gli impatti positivi che ho generato attraverso la mia gestione forestale, posso utilizzare le dichiarazioni di impatto. Quindi io, gestore, posso utilizzare le dichiarazioni di impatto e questo può servire per attrarre, diciamo, sponsorizzazioni da investitori privati che vogliono promuovere, diciamo, la loro attenzione e il loro impegno verso la gestione forestale. E allo stesso tempo lo sponsor può comunicare che ha investito, diciamo, nelle attività forestali di quella determinata area. È un sistema trasparente, nel senso che tutto viene registrato all'interno del database di FSC internazionale e il documento che registra diciamo che riporta l'area, le informazioni sull'area, sul proprietario e gestore dell'area e lo sponsor che ha finanziato e quale attività ha finanziato, in modo che non ci siano sovrapposizioni, vengono tutte riportate in questo documento che viene chiamato Annex D, che è poi consultabile nel database. Quindi, riassumendo i punti chiavi, i servizi ecosistemici possono essere valorizzati, sono tutti quei benefici che possiamo avere dalle foreste, e la procedura di FSC sui servizi ecosistemici ne identifica al momento 5 e 21 impatti positivi correlati a questi 5 servizi ecosistemici. La cosa importante è che non possiamo andare a verificare degli impatti futuri, ma io posso verificare solamente quelli che ho già realizzato. Quindi attività di gestione passate che hanno portato a degli impatti che posso effettivamente dimostrare, possiamo verificarli, ma non impatti che accadranno nel futuro, fra qualche anno. Quindi questo deve essere, insomma, chiaro, non possiamo verificare impatti futuri. E per chi quindi è interessato alla verifica dei servizi ecosistemici per la primavera, se magari ce lo scrive in chat, così perché abbiamo comunque un'idea, però se ce lo scrivete in chat, così poi vi mandiamo un questionario per capire che dati sono presenti, che informazioni ci sono e decidere che servizi ecosistemici andare a verificare. E vi invieremo poi il questionario alla fine di questa sessione, e la scadenza per consegnarcelo, per favore compilato, è venerdì prossimo. I tempi sono abbastanza stretti, ma dobbiamo lavorare sui dati e poi inviare il tutto all'ente di certificazione entro fine aprile. Quindi entro venerdì prossimo vi chiediamo se potete compilarlo e inviarcelo, in modo da iniziare a lavorarci già da subito.
Ok, e l'ultima parte invece vuole essere solo un aiuto per capire come utilizzare il database di FSC internazionale. Allora, io vi ho preparato delle slide, però vi mostro come potete fare. Ok, e poi vado a selezionare il certification body è ICILA, tipo di certificato FM COC Italy, eccole qua. Quindi queste, se vedete le prime 5, Azienda Agricola Cecchetto, Berardo da Schio, Depuracque Servizi, Etifor, perché anche Elena non Etifor... si vede perché stai mostrando la presentazione. Allora, nel sito del database di FSC internazionale andrò a cliccare qui, ok, come certification body andrò a inserire ICILA, ok, seleziono ICILA, tipologia del certificato FM COC, e ecco che, eccoli qua, i 5, diciamo, membri del gruppo di Etifor, quelli che, diciamo, hanno aperto il gruppo, sono l'Azienda Agricola Cecchetto, Berardo da Schio, Depuracque Servizi, Etifor. Etifor infatti è il gestore del certificato, come è scritto sotto il ruolo, perché abbiamo alcuni boschi, e poi Natura 7. Per andare a visualizzare la documentazione bisogna cliccare con tasto destro, andare su Drill Through, dettagli del certificato, e qui diciamo ho le informazioni relative ai membri, quindi una volta che sarete certificati anche voi, comparirà anche il vostro nome e le vostre informazioni. E qua sotto invece trovate i documenti relativi all'audit, quindi man mano che vengono fatti gli audit vengono poi caricati i documenti. Non è un sistema semplicissimo, in teoria lo stanno aggiornando, e ecco, comunque nella presentazione poi ho cercato di riassumere i passaggi principali per accedervi. Ok. Va bene, se non ci sono domande, io ho finito qui la presentazione. In Ok, ogni caso sì, se sono comunque disponibile anche durante la settimana, se adesso serve tempo per digerire un po' le informazioni. abbiamo una mano alzata da Levico. Dimmi, Fabrizio. Volevo chiederti una cosa, per miglioramenti ambientali, intendi miglioramenti ambientali solo arborei o anche faunistici? E anche faunistici. Ah, Sì. bene, Sì. grazie. Niente, scherzi. Valentina? Ciao Fabrizio, ciao Elena. Ciao. Ciao Valentina. Ciao, ti chiedevo una cosa Fabrizio, quindi prima dell'audit che noi abbiamo a aprile, con te ci vediamo? Sì, ci vediamo per sistemare tutto, rispondere a eventuali domande. Ok, e visto che tu conosci bene la nostra situazione, secondo te per noi i servizi ecosistemici ha senso, non ha senso, aspettiamo? Magari ne parliamo quando Ne ci parliamo vediamo. quando vieni, ok. E magari Valentina ti inviamo il Sì. questionario, da lì capiamo se ci sono informazioni sufficienti per procedere, oppure se nel frattempo le raccogliamo e lo facciamo al prossimo audit. Ok, grazie mille. Niente. Se non ci sono altre domande, possiamo anche salutarci, credo Elena. C'è qualcos'altro da dire Sì. oltre?
No, solo una precisazione che giusto per essere chiara, magari non lo sono stata. Allora, quando ho presentato i due strumenti che la certificazione ha individuato per aiutare i piccoli proprietari, quindi la certificazione di gruppo e la categoria SLIMF, quindi la categoria per i piccoli proprietari. Il gruppo di Etifor è un gruppo che al momento diciamo, accoglie solamente proprietari che rientrano nella categoria SLIMF, quindi proprietari che hanno una foresta che è inferiore ai 100 ettari, oppure se superiore ai 100 ettari deve essere a bassa intensità di gestione. E rispetto anche alla domanda che mi era stata fatta precedentemente, che non ho capito bene da chi, non so se siano ancora collegati, se una foresta è produttiva e vuole certificarsi FSC, lo può fare. Ovviamente non lo farà attraverso il gruppo di certificazione di Etifor, perché ecco, diciamo, l'obiettivo in questo caso è supportare i piccoli proprietari. Quindi la certificazione FSC per proprietari che volessero certificare il proprio bosco con funzione produttiva seguiranno, diciamo, un altro percorso. Grazie alla precisazione, Elena, purtroppo la persona che aveva chiesto non è più Ah, ok, va bene. Allora. presente. Comunque a beneficio degli altri penso che è stata utile. Ok, allora se non ci sono altre domande, vi ringrazio, vi ringraziamo per aver partecipato e sicuramente ci si rivede. Grazie Grazie a mille. tutti. Grazie. Fermo la registrazione.